Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Questa mattina nel corso di 7 in punto parliamo delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del Veneto. Si è fatto molto parlare di questo argomento, ormai ci sono degli elementi che comprovano la presenza di queste infiltrazioni, se non altro anche le dichiarazioni dei procuratori delle varie procure del Veneto e anche le purtroppo tante operazioni da parte delle forze dell'ordine che vanno in questa direzione. Ma oggi vogliamo affrontare questo tema con la Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso. Do il buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Eva Gatto. Perché lunedì pomeriggio a Treviso, all'auditorium della provincia, nella realtà del Sant'Artemio, è stato organizzato proprio un momento, un seminario di lavoro per indagare questo fenomeno con relazioni e anche testimonianze di significato. La idea parte dalla Federazione degli Ingegneri del Veneto, quindi verrebbe da chiedersi: perché avete evidenziato, dato che voi vi occupate di appalti, progettazione eccetera, avete evidenziato questa presenza anche nel lavoro quotidiano o è un incontro preventivo, un po' per fare il punto su una situazione che qualcuno magari vorrebbe non vedere, no? Perché vorrebbe dire porsi con le stesse armi adottate magari in quelli che sono i territori a vocazione tradizionale mafiosa dell'Italia. L'evento, appunto promosso dalla FOIV, nasce da un impulso, un'idea mia e della collega Presidente dell'Ordine di Belluno, Eleonora Dalla Corte, ingegnere Eleonora Dalla Corte, proprio perché c'è la necessità anche tra i professionisti di affrontare questa tematica. I professionisti rivestono un ruolo fondamentale nell'economia generale e è importante che vengano forniti, per quanto è possibile, degli strumenti che permettano loro di comprendere quelli che potrebbero essere il sentore, parliamo di sentore, ma comunque e poi anche oltre, di presenze di criminalità organizzata o infiltrazioni criminose nella propria attività. Gli ingegneri entrano, ad esempio nell'ambito degli appalti pubblici, coprono un po' tutti i ruoli, quindi dalla stesura del bando alla fase progettuale fino poi alla parte realizzativa. Quindi sarebbe, anzi è importante che diventino delle sentinelle su questo fenomeno che fa parte del nostro territorio, non storicamente, ma ormai è presente, appunto, come diceva lei giustamente, ce l'abbiamo. Avete avuto fino ad ora delle evidenze, al di là delle operazioni di cronaca, al di là delle dichiarazioni di chi investiga questo fenomeno, ma esperienze dirette o sentori, chiamiamoli così, da parte di alcuni professionisti, oppure ancora ognuno cerca di mantenere una posizione distaccata, o ancora c'è insomma una certa remora anche da parte della criminalità a agire in maniera sfacciata? È una tematica nuova per gli ingegneri. Al momento ci sono appunto i fatti di cronaca che parlano, però è proprio la sensibilità a questo tipo di fenomeno che vogliamo iniziare a sviluppare con questo tipo di incontro. È la prima volta che viene affrontata una tematica del genere e soprattutto nel territorio, un territorio veneto, che sembra lontano da questo tipo di problematiche, e invece è proprio su questo che noi vorremmo iniziare a parlare, perché la prima forma di contrasto è proprio il fatto di parlarne. E
non abbiamo, almeno personalmente, io non ho dati, informazioni o altro, perché è proprio l'inizio di un percorso formativo e infatti questo evento, l'intenzione è quella di riproporlo annualmente in modo itinerante, coinvolgendo tutte le province del Veneto, per cui è veramente l'inizio e io spero che appunto questo progetto possa continuare così com'è nell'intenzione della federazione, per poter magari la prossima volta avere anche dei riferimenti o dei dati da poter relazionare. Ci sono dati che riguardano più le attività economiche, l'attività di impresa, ma la parte dei professionisti è un terreno sulla quale si inizia a discutere come consulenti adesso. in maniera autonoma, quindi non hanno una struttura di impresa. Certo, quindi sono anche da una parte più tutelati, ma dall'altra anche più passibili di essere intercettati da chi non ha proprio dei buoni propositi. Esatto. Come sarà strutturato l'evento di lunedì pomeriggio? Chi può partecipare? E poi se ci dice anche, perché essendo un evento formativo voi avete messo in palinsesto delle testimonianze di un certo tipo, di un testimone di giustizia, di persone che hanno avuto esperienze di infiltrazioni mafiose nel proprio operato, e anche c'è Don Ciotti che è insomma una icona, no, della lotta alla mafia. Don Ciotti non ha bisogno certamente della mia presentazione, quindi sappiamo tutti dell'impegno concreto appunto per contrasto alla criminalità organizzata, quindi siamo onorati della presenza di Don Ciotti e del messaggio e delle informazioni che ci vorrà dare, proprio perché il convegno è appunto lotta alle infiltrazioni mafiose, impegno degli ingegneri, quindi noi abbiamo un impegno come professionisti, sicuramente un impegno dovuto di natura civile, morale, ma anche etica e deontologica, perché noi come professionisti, facendo parte di un ordine professionale, abbiamo come riferimento il bene della collettività che deve essere portato avanti appunto nel rispetto di quella che è le leggi costitutive o altro. Infatti mi ero portata, se posso leggere, assolutamente, ricordiamo perché si danno sempre codice, per scontate delle cose, esatto. no? Ma effettivamente chiunque appartiene ad un ordine, si è fatto anche tanto parlare, no? Aboliamo gli ordini, sono delle caste, eccetera, eccetera, però al di là di queste visioni che poi possono essere anche strumentali, riferenti a magari al comportamento di qualcuno, però ognuno che appartiene a un ordine ha una deontologia da rispettare e ha un impegno verso il sociale, nel senso verso i cittadini, che ci sono degli obblighi proprio morali. Se noi non rispettiamo questi obblighi, oltre alla giustizia civile abbiamo anche i provvedimenti disciplinari interni, e quindi se mi permette è un passaggio velocissimo, è quello da cui poi abbiamo un attimo preso spunto per programmare io e la collega Eleonora per poi portare avanti questo progetto. Allora, è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali e alla legge, sottrarsi a ogni forma di condizionamento diretto e indiretto che possa alterare il corretto esercizio della professione. Quindi qualsiasi tipo di condizionamento va contro quello che è il nostro codice deontologico etico. Pertanto le attività criminali di questo tipo sono per definizione un condizionamento, quindi vanno contro quella che è la nostra, oltre rispetto all'impegno civile e morale, abbiamo anche questo, e su questo abbiamo discusso a lungo e meditato e abbiamo sentito l'esigenza proprio di affrontare questa tematica in questi termini, cercando di coinvolgere appunto chi
storicamente si è sempre occupato di questo ed è in grado di fornirci, come dicevo prima, degli strumenti, degli spunti di riflessione, di conoscenza e soprattutto, come si dice, instillare la voglia di approfondire o di prestare attenzione a degli aspetti che sono sempre molto sono anche molto subdoli, no? Perché sono anche molto subdoli, esatto. Perché queste infiltrazioni è uno degli elementi che ci dicono spesso, sottolineo ogni volta che appunto noi magari facciamo servizi, quando siamo alla constatazione dell'infiltrazione o dell'azione mafiosa avvenuta, a differenza magari di una presenza mafiosa in territori tradizionali, qui colpisce i colletti bianchi, colpisce il tessuto economico e non è così violento, non è così evidente, quindi magari si può insinuare anche in maniera molto, molto subdola, molto pervicace. Si raccontava anche di esempi di imprese che uno si propone, no, di dare una mano magari ad un'impresa che non ha un buon momento, con un piccolo contributo, poi alla fine fagocita l'intera azienda e mette l'imprenditore sul lastrico, oltre a ricattarlo a vita poi praticamente. Lei prima faceva un riferimento molto, molto chiaro. Noi abbiamo iniziato un progetto che è un percorso formativo che vuole diventare un appuntamento fisso per formare una sorta di sentinelle. Quindi, visto che lei parlava della figura dell'ingegnere come elemento determinante in tantissimi ambiti, soprattutto nella gestione degli appalti pubblici diversificati, è anche un valorizzare il ruolo che può avere la vostra categoria. Certamente, noi non vogliamo assolutamente che passi il messaggio che andiamo a sostituirci alle istituzioni. Assolutamente. E quindi questo è chiaro, però possiamo essere, come dicevo prima, delle sentinelle e di supporto, perché essendo concretamente coinvolti in tutte le fasi dell'economia e delle attività, perché gli ingegneri, io dico sempre, gli ingegneri sono ovunque, non si vedono, perché storicamente siamo molto discreti, infatti non siamo abituati a essere... Siete più abituati a fare calcoli, Siamo abituati a essere tante volte dietro le quinte, noi stiamo bene, siamo abituati a fare, purtroppo facciamo pochissima promozione di quello che è l'attività dell'ingegnere, ma se noi pensiamo che dietro a qualsiasi attività nostra, a qualsiasi oggetto, a qualsiasi cosa che facciamo, dal prendere la macchina, ma insomma anche un foglio di carta, dietro c'è sempre un ingegnere, c'è sempre l'ingegneria. L'ingegneria è vastissima. L'idea è quella che l'ingegnere sia il professionista che fa calcoli, ma l'ingegneria si occupa di opere civili, c'è tutto il mondo comunicazione, di elettronica, di biomedicale, esatto, di biotecnologia. Si potrebbero fare 10 incontri su quelle che sono le attività e le varie tematiche affrontate o studiate dall'ingegneria. Avete in mano un po' tutti gli aspetti dell'economia poi alla fine. Esatto, per questo è importante che avendo così un ampio spettro di attività che vengono svolte, venga diffuso il più possibile questo messaggio. È un messaggio appunto di allerta, attenzione, fate attenzione e con la speranza di riuscire, non so in questo, ma insomma con questo programma di formazione, di creare una sensibilità e, come dicevo prima, anche di dare degli strumenti che possono agevolare il professionista a monitorare questa cosa. Anche perché siete gli osservatori in prima fila poi alla fine. Cioè, noi siamo in prima fila, come dicevo, appunto. Anche se pochi ci vedono, siete proprio, però arriva la commessa, siamo in ma prima anche fila. Nell'arrivare ad avere un appalto, nell'arrivare a portare avanti una commessa anche privata, cioè senza l'ingegnere, quindi senza un primo pianificazione, e quindi indubbiamente è un ruolo, è un punto di vista privilegiato il nostro, e per questo
può essere di grande aiuto. Di grande aiuto, di grande utilità per la società. Certo, perché la cultura della legalità è un patrimonio per tutti, e più viene diffusa e maggiori sono i benefici per la collettività. Il nostro obiettivo, il codice deontologico lo dice, il nostro obiettivo è quello di tutelare la collettività. Uno degli strumenti può essere anche questo. È un incontro aperto al pubblico o solo specifico per i professionisti? No, è aperto al pubblico. La locandina, c'è una locandina che è stata promossa, che è pubblicata, si trova in tutti i social. Magari, perché io credo di averla qui nel telefono, però. Nel sito della FOIV, FOIV, Federazione Ordine Ingegneri Veneto, è una federazione che raggruppa i 7 ordini territoriali, uno per ciascuna provincia del Veneto, e ci sono le modalità di partecipazione a questo evento. È aperto alla cittadinanza, è gratuito, e ci sono dei posti riservati agli ingegneri. Infatti ci sono 2 modalità di iscrizione, cioè gli ingegneri, perché noi andremo ad attribuire dei crediti formativi, perché abbiamo l'obbligo della formazione professionale annuale, andremo ad attribuire, come dicevo, i crediti formativi agli ingegneri che ne faranno richiesta, però c'è la possibilità per chi ha piacere, per altri professionisti o i cittadini che ritengono di partecipare a questo evento, a questo incontro, facendo una prenotazione, proprio perché i posti sono limitati, e quindi dobbiamo avere il numero di chi intenderà partecipare, perché oltre a Ciotti ci sono appunto anche altri infatti leggevo anche un docente di università, Antonio Parbonetti, che è proprio specifico nella ricerca del crimine nelle imprese e nell'economia. Esatto, lui è un maggiore esperto di criminalità, infiltrazioni mafiose, criminalità, e sicuramente del Veneto, e lui ha anche dati, indicazioni o altro per capire l'entità di questo fenomeno. E, come dicevo, noi non ne abbiamo dati. Cercheremo di raccoglierli e e magari chiedere se è al professor Parbonetti, se magari comincerà a prendere in considerazione anche quella che è l'attività dei professionisti, che gli ingegneri non sono solo liberi professionisti, gli ingegneri sono anche nella pubblica amministrazione, nella gestione delle imprese, quindi, come dicevo, gli ingegneri sono un po' dappertutto. Lei parlava di strumenti, no? E attraverso questi eventi formativi volete proprio scoprire quali possono essere gli strumenti. Si possono già sapere, avete già un'idea, e magari questo è un momento che fa il punto della situazione, oppure siamo proprio agli albori di un decalogo, chiamiamolo così, se decalogo può essere, proprio come agire in quali circostanze. Semplicemente credo che il punto di partenza sia rendersi conto che le infiltrazioni ci sono. Esatto, noi siamo qui. Siamo proprio alla partenza, perché neanche noi sappiamo come sarà, e proprio per partire abbiamo cercato di coinvolgere chi ha esperienza per permettere di darti anche una visione, per accorgerti di esatto. una lente per poter focalizzare la problematica dal punto di vista dei professionisti. Tra l'altro è appunto un'iniziativa di sensibilizzazione alla legalità a cui ha aderito anche il ministro Carlo Nordio, ministro trevigiano. Purtroppo lei mi diceva fuori onda, non potrà essere presente per un Consiglio dei Ministri straordinario che proprio è stato convocato lunedì, ma c'è insomma pronta adesione a questo progetto, e insomma c'è stata da parte del ministro Nordio l'adesione, come lei ha detto correttamente, a supporto del valore di questa iniziativa. E questo
ci ha sicuramente fatto piacere, perché vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. È una tematica molto complessa da affrontare, e proprio per questo dicevo, siamo agli inizi, cominciamo. Spero che questo possa essere, oltre che a livello veneto, ma possa essere riproposto anche in altre parti del territorio. C'è stato il supporto, c'è il supporto anche del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, parteciperà il consigliere territoriale Luca Scappini, avremo i saluti anche del nostro presidente nazionale, che per impegni non potrà partecipare fisicamente, ma questi sono tutti elementi che ci portano a dire bene, continuiamo, stiamo partendo, ma l'impressione che abbiamo è che stiamo partendo correttamente e come impostazione delle cose. A una necessità. Sì, stiamo rispondendo a una necessità, noi la avvertiamo come necessità. Chi non l'avverte come necessità, speriamo che dopo questi tipi di incontri inizi ad avvertirla come una necessità. Abbiamo il patrocinio della Regione Veneto, sarà presente il consigliere regionale, un consigliere regionale BET, e poi i relatori sono riportati infatti un attimo focalizzare l'attenzione sulla scelta di testimonianze, no? Di chi ha vissuto questo tipo di esperienza. C'è anche un testimone di giustizia, sì. Quindi quando si parla di lotta alla mafia, al di là della voglia, dell'impegno sociale e etico, c'è sempre anche un po' la paura, no? Perché comunque certo. È una forza. Quanto è importante fornire la testimonianza di chi l'ha toccata con mano, di chi l'ha subita sulla propria pelle, per essere anche un momento di formazione convincente? È fondamentale la testimonianza di chi quotidianamente vive quelle che sono le conseguenze di una scelta forte che è stata fatta di contrasto. E chi più di un testimone di giustizia può dirci quali sono gli strumenti da mettere in atto proprio per contrastare questo. E quindi diciamo che appunto la presenza di Don Ciotti e la presenza del testimone di giustizia Bentivoglio calano nella realtà dei fatti quello che è di fatto un titolo, per cui il titolo si concretizza nella presenza di Don Ciotti, del testimone di giustizia, del professor Parbonetti, e poi delle azioni che sono state messe in atto dagli altri relatori, dall'ingegner Gasparetto, che porterà l'esempio dell'applicazione della legge del decreto legislativo 231 del 2001 per le prassi che vengono messe in atto all'interno delle società, proprio per monitorare non so se si dice preservazione, ma insomma sono ingegnere, non si preoccupi, a preservare l'attività, cioè certo. Per come poter preservare e monitorare la corretta gestione, proprio evitando problemi di questo genere nelle società. E quindi sono approfondite vari aspetti di varie realtà, ecco. In modo da avere un quadro completo. Sì. Lei prima diceva che l'idea di questo progetto, quindi di fare un momento di studio, di sollecitare i professionisti a rendersi conto che forse bisogna interrogarsi su queste infiltrazioni, nasce da lei, Presidente dell'Ordine di Treviso, e dalla collega di Belluno. Mi viene quasi naturale chiederle, siamo alla vigilia, anzi siamo già entrati nel percorso degli appalti per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quindi
è il territorio che sarà maggiormente coinvolto, il esatto. trevigiano e il bellunese. Esatto. Nasce anche da questo? Certamente, certo che sì, nasce, come dicevo, da un'esigenza di creare una coscienza in un territorio, ma soprattutto in un momento storico in cui c'è l'avvio di tutta la progettazione del PNRR, e noi appunto specificatamente Veneto, Treviso, ma soprattutto Belluno, perché il centro è quello delle Olimpiadi, il problema è la preparazione, insomma, del fenomeno delle Olimpiadi del 2016, quindi è proprio, abbiamo avvertito proprio che era il momento di affrontare questa tematica, perché il flusso di capitali e finanziamenti collegati a questi eventi sicuramente rende vulnerabile il territorio. Io la ringrazio, siamo alle battute finali di questa nostra conversazione. Vogliamo ricordare allora lunedì 18 settembre alle 14 all'auditorium della provincia di Treviso, dell'area del Sant'Artemio, questo momento formativo, lotta alle infiltrazioni mafiose, per capire come monitorare, stare attenti e preservare la nostra economia il più possibile dagli appetiti criminali, che indubbiamente questa è un'area che rispetto a tante altre del paese continua ad essere un'area carica di sana, chiamiamola così, dove girano soldi, dove girano e dove soprattutto ci sono gli appalti del PNRR e delle Olimpiadi. Io ringrazio Eva Gatto, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, ringrazio voi e appunto, se è un'occasione, anche la lotta alla mafia non ha mai fine, quindi avere qualche informazione in più, sapere quale strumento può essere utile anche ai semplici cittadini. Io la ringrazio e buon convegno. Grazie, grazie per l'opportunità concessa. Grazie anche a voi che ci seguite da casa, ci rivediamo domani mattina con 7 in punto. Arrivederci.